a mother. Whoa, oh, oh, you're a daughter or a son. Whoa, oh, oh, it's on you to make ends meet. Whoa, oh, oh, it's your job to get it done. Whoa, oh, 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 oh. You're a doctor or a pastor. Whoa, oh, oh, as long as you live your parents' dream. Whoa, oh, oh, you're everything they ever wished for. Whoa, oh, oh, in a position of esteem. Whoa, oh, 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 oh. Do your job! Or a winner. Whoa, oh, oh, in a game without any rules. Whoa, oh, oh, you're a saint or you're a sinner. Whoa, oh, oh, we will be nobody's fool. Whoa, oh, 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 oh. But it's on you to decide and to settle. This question once and for all. Job!
sing. Whoa, oh, oh, but whether or not we are in control. Whoa, oh, oh, but it's on you to decide and to settle. Whoa, oh, oh, this question once and for all. Whoa, oh, 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 oh. Il primo tempo la differenza l'aveva fatta che loro erano meno emozionati di noi, secondo me. Mi aspettavo una prova importante da parte della mia squadra, speravo nella rimonta, sai, è facile dire adesso ero sicuro, non ero sicuro, però ho visto la squadra molto motivata, perciò il che mi faceva ben sperare. Credo che la mia squadra comunque poi alla fine l'abbia meritato, pur non mancando sicuramente di rispetto alla Virtus Ciampino, che ha giocato sicuramente una partita importante, una bella partita. Sì, dispiace per il risultato, è ovvio, la prestazione buttata al vento, potevamo chiuderla veramente perché non credo che rubavamo nulla se la partita fosse andata poi in porto nostro. Però è anche vero da dire che di fronte avevamo una squadra che, come detto, è una delle pretendenti al titolo, ha dimostrato le sue qualità perché ha sfruttato buona parte delle occasioni che gli sono presentate, perché è una squadra di livello, come tale, esperta, non puoi concedere nulla, noi non possiamo concedere i gol in questa maniera e pazienza, lavoreremo su questo, noi l'avevamo detto sin dall'inizio, noi dobbiamo crescere. È stato comunque, al di là del risultato, un'importante conferma, perché venire a giocare a casa di una squadra importante come quella di Mister Chiesa e comunque fare un'ottima figura, a mio parere, fino a un certo punto della partita. Poi esistono le variabili, pazienza, le accettiamo, ma cresceremo e che saremo protagonisti, ne sono sicuro. Sì, diciamo che è inaspettato, perché fare due gol alla prima partita di campionato e soprattutto nella Bellator, che è la prima esperienza in Serie A, cioè è veramente inaspettato, sono veramente contenta e dedico la doppietta a tutte le ragazze, alla squadra, ai dirigenti, allo staff, a tutti. Abbiamo lavorato molto in queste 5 settimane e speravamo in una vittoria. Poi si trasforma in sogno quando poi invece per assurdo diventa realtà.